Va ora in onda L'Avvocato risponde. Sì, buonasera a tutti. Ciao Teresa. Ciao, ciao a Buonasera ai te. nostri ascoltatori dell'Avvocato risponde. Allora, oggi siamo qui, io e l'Avvocato Russo, per intanto raccomandarvi subito, cioè faccio questa raccomandazione In perché partenza. sì, in partenza perché ascoltiate però. Dovete chiamarci perché sappiamo che, spesso ci chiamate anche nel fuori onda in settimana, ce lo dice la nostra sveva in regia, e vogliamo che, però appunto partecipiate anche alla odierna trasmissione perché ci sono argomenti sempre interessanti. Quindi se volete potete farlo allo 0292 94 7222. Mi raccomando 0292 94 7222, vero? Devono Giusto. chiamare. Anche Det se non sono argomenti attinenti alla puntata, nel Sì, senso sì, se che volete se ci anche brava fosse dire il vostro caso che riguarda mh, un'altra materia, tanto come sapete noi poi possiamo darvi delle indicazioni generali ed eventualmente poi sì, approfondirlo in separata sede. Allora noi quest'oggi vogliamo, parlare diciamo del ruolo dell'avvocato, che però non è una figura che vediamo solo in tribunale. mh, Cioè molto spesso, almeno specialmente fino a qualche anno fa, l'avvocato lo si identificava come, colui che appunto va in cioè colui che fa solo le cause, che va in tribunale, colui che appunto, parla col giudice, concilia, però tutto avveniva all'interno all'interno dell'aula del tribunale. sì. Quindi vado dall'avvocato per fare causa. Come sapete, più volte noi lo abbiamo detto, non è così, non è sempre così, anzi ci sono tantissimi casi che adesso appunto chiedo a Teresa di dirmi cosa le viene in mente, cioè tali per cui il ruolo dell'avvocato è fondamentale anche per le risoluzioni stragiudiziali, cioè fuori dal giudizio, o comunque per dirimere delle controversie senza arrivare in causa, giusto? Giusto? Sì, E delle controversie che possono insorgere. Allora, esatto, possiamo tendenzialmente scindere l'aspetto privatistico, o comunque di quello che è il rapporto che potrebbe brava. esserci tra privati, da quello che potrebbe essere il rapporto, diciamo così, nei confronti delle società piuttosto che oppure Brava, degli esatto. enti, insomma. Distinguiamo, Ecco, sì. facendo questo distinguo iniziale, possiamo dire che l'avvocato è una figura che può essere contattata e quindi, può fornire della consulenza. Faccio Mi viene un esempio proprio così, Pratico. nel pratico, Mh, nell'ipotesi in cui una persona ritiene di vendere un immobile o di acquistare un certo. immobile. Quindi, oltre chiaramente ad avvalersi di figure specializzate, quali potrebbero essere per esempio, l'agente Il immobiliare, che comunque o notaio, il sì, notaio, che ovviamente. professionalmente adempiono a tutte quelle che potrebbero essere le richieste. Sì. Potrebbe esserci anche, faccio un esempio legato o al discorso dell'asta, delle Mh. aste giudiziarie, e quindi anche in questo caso ci sono diverse società che seguono questo aspetto delle aste giudiziarie, oppure, io nella Nel mia tuo caso. esperienza, nel mio caso, ho, assistito e ho, insomma, indirizzato un mio cliente che in quel caso aveva una società e voleva acquistare un grosso capannone Okay. per svolgere la sua attività. E quindi hai Quindi dovuto avere assistenza per sì, in l'acquisto? quel caso, nel Sotto caso tutti specifico che è abbastanza, diciamo così, specifico e complesso, più che mh, complesso particolare, lui mh, aveva visto questo capannone, nel quale voleva svolgere la sua attività professionale, faceva il fa ha un'officina meccanica, quindi fa okay. il meccanico, fa il Con carrozziere. tutti sì, E gli lui, strumenti. aveva visto questo capannone in un paesino della Brianza e voleva acquistarlo. Okay. Quindi si era interfacciato con quello che doveva essere Il il venditore? venditore, ma, abbiamo poi analizzato tutta la situazione e quindi con quelli che sono i dati catastali dell'immobile, Mh, quindi il foglio, il mappale subalterno, siamo risaliti a chi fosse il proprietario mh. reale e purtroppo in Si quella son scoperte situazione delle si sono cose. scoperte delle situazioni. In buona sostanza questo immobile era soggetto a sequestro. Ah, ecco, quindi Quindi ovviamente non era da è acquistare. servita
la mia consulenza. figura o comunque la mia consulenza per interfacciarci a colui che Beh, era per il custode scoprire anche giudiziario e poi esatto, per scoprire scoprire questa anche realtà che questa era, realtà che non faceva in modo che non gli convenisse acquistare un anche immobile perché del doveva genere. comprendere in realtà Magari da con solo chi non doveva sarebbe arrivato a leggere tutti questi dati o a interfacciarsi col appunto custode col custode, giudiziario. cioè quindi vedete in questo caso l'avvocato è servito appunto non per dirimere una controversia, ma per scoprire degli Sì, aspetti, dei e in dettagli quel pratici. caso, giusto per insomma non analizziamo la fattispecie perché sarebbe inutile, ecco, e Certo. sarebbe anche noioso, se devo dir la verità, per gli altri. A me era piaciuta molto. Certo. Siamo riusciti a lui ha, realizzato il suo acquisto. Ah, Ha bene. realizzato il suo acquisto, ci siamo interfacciati con il custode giudiziario, si è Mh-mh. stata fatta una quantifica di quello che era il valore del Dell'immobile. bene e la soddisfazione, per quanto mi riguarda, è vedere quando porto l'auto a ripararla Che è un nel certo. capannone che abbiamo Sicuramente realizzato con la insieme. tua consulenza ha aperto gli occhi prima anche, come dire, ha potuto Sì, scoprire, parliamoci decisamente. chiaro, aspetti che magari avrebbe sottovalutato, ma per pura, passami il termine, ignoranza, nel senso che Sì, beh ovviamente certo, non lui si è era abituati ad no, no, lui analizzare era tutto. proprio oltretutto lui era affascinato da questo capannone, quindi l'aspetto che chiaramente esula, dalla professione Sì, di carrozziere era e dalla professione, di avvocato, era legale, quello sì. di vedere il capannone. Quindi Era lui rimasto era folgorato, quindi folgorato, lui doveva innamorato, è vero. realizzare il suo Ecco, questo sogno. è assolutamente un Mh, esempio concreto di l'importanza di avere a fianco un avvocato, anche quando appunto uno avvia la propria attività, a cominciare dall'acquisto di un immobile, di un capannone, di un sì, ufficio, sì, per poi proseguire anche in realtà con eventualmente so che tu appunto ti occupi anche di contratti, quindi di eventualmente se uno contrattualistica, poi sì. vuole appunto facendo anche lavoro, se uno poi vuole, appunto assumere delle persone, chiaramente deve fare cioè deve Sì, stipulare un anche contratto. una cosa che volevo dire, Cele, Sì. non perché ti voglio No, interrompere, dimmi, ma dimmi. è una specifica secondo me molto importante, appunto perché la figura dell'avvocato non è più colui che dirime per forza le Solo le esatto. controversie, è proprio colui che, si coadiuva e collabora con altri professionisti. Per esempio, Certo. nel caso di prima posso dire di aver collaborato con degli Sì, architetti, perché con ti degli sei ingegneri, interfacciata con chi ha creato con poi chi poi ha realizzato, esatto, sì. ecco, sì, 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 certo. il capannone, Scusami diciamo. Teresa, Prego. abbiamo una chiamata, approfittiamo. Pronto? Pronto? Sì, Buongiorno. buonasera. Berengario in Subrico. Buonasera, sì, Sì? buonasera. Berengario in Subrico da Roma. No, io Buonasera. chiamavo, Sì, mi dica. siccome adesso ero in attesa e il telefono interferisce con la radio, per cui non ho sentito nulla di quel dall'inizio della trasmissione. Però Ah. il mio caso era un caso. Pronto? Sì, 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 la la sentiamo. sentiamo. Volevo Ottimo. Volevo chiedere, siccome mi è successa questa roba qui, io sono stato ricoverato una settimana per un'emorragia cerebrale, Oh una caspita. robina leggera però, niente di grave. Però mi sono accorto che l'ospedale non ha comunicato all'INPS, io sono una partita IVA, siccome per legge so che Sì, l'ospedale doveva comunicare il mio ricovero sì, all'INPS e poi l'INPS avrebbe dovuto erogare un assegno, o comunque un contributo, ma per l'ospedale non l'invalidità? l'ha fatto e io sono rimasto con le vive nel sacco. Siccome ormai è successo ad aprile dell'anno scorso, non credo di essere più in tempo a fare ricorsi. Io ho Mh. mandato la mail all'INPS ma non ho mai avuto risposta. Volevo chiedere se c'era da fare su qualcosa oppure lasciamo perdere alla prossima. Sì, mi scusi, E abbiamo resto in bisogno di sapere attesa alcuni dettagli. Cioè, lei ha chiesto di fatto l'invalidità? ma io ho Perché fatto lei la ha essendo segnalazione che stat ero stato ricoverato, secondo quella ma che la segnalazione a è fini almeno contributivi, nel senso che lei ovviamente lavora e ha fatto la lei è un autonomo? io sono un autonomo, una Ah, partita okay. IVA, Sì, 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 una no, i partita IVA. contributi ecco, questo è molto interessante. Sicuramente, cioè, se uno viene ricoverato non è che perde quei giorni di contribuzione. A seconda che sia un autonomo o un dipendente, i cosiddetti Però la i contributi figurativi possono essere riscattati. però Però la lui dice non ha domanda fatto la segnalazione.
Sì, allora la segnalaz L'ospedale non ha comunicato nulla. Io ho mandato lei può successivamente via rivalersi mail sull'ospedale, però dobbiamo ovviamente avere La i documenti, documentazione. eccetera, per capire quanto tempo è passato, m'ha detto 1 anno. Sicuramente c'è un termine di è quasi 1 prescrizione anno. c'è un termine di prescrizione generale, però il fatto che non è un sua colpa, perché comunque lei giustamente stava male, non è che potesse sapere, Mh. ma è una colpa altrui, di un altro ente, si può eventualmente capire se e ci dovrebbero essere delle possibilità, Se ce ne sono gli valersi estremi. esatto, Oltretutto mi perdoni, lei sull'ospedale. diceva di aver mandato una Una PEC, comunicazione a a cui Io non ho mezzo hanno mandato sì, risposto. con acquisizione immagine delle dimissioni, cioè non la cartella Sì, clinica sì, no, no, le perché dimissioni non era affar loro, dall'ospedale. Ecco, quella è però molto dato il foglio di preziosa. ricovero sì. Guardi, allora non è detto assolutamente che, che non le siamo oltre i termini. riconoscano la contribuzione, anche perché è passato 1 anno, quindi non ne son passati 20 anni. Lei però ci mandi se vuole, poi io lascerò la mail, se vuole ci può mandare, appunto questi documenti, la PEC che lei ha fatto, la mail che ha Sì. fatto all'ospedale e No, la vediamo di No, non PEC all'ospedale, no l'ho scusi mandata all'INPS all'INPS io. e All'ospedale vediamo ho di sì, chiesto sì, solo vediamo di poterle far valere quella contribuzione, vediamo cosa si può ma mi fare. perdoni solo una cosa, ma velocemente, ma lei è certo che non sia partita nessuna comunicazione perché non lo non m'è evince arrivato niente, dal non m'hanno suo chiesto IBAN né niente, per non cui le evince neanche dal a suo me non cassetto risulta fiscale, neanche non i vede niente. versamenti contributivi No, è quello alla importante, Filibertis, non c'è nulla. non li può perdere a causa di un ente, cioè lei comunque aveva diritto ad avere dei contributi figurativi e in questo caso vanno riscattati tramite ovviamente appunto una richiesta all'INPS. Certo, È diretta. ovvio che andava avvisata, l'ente, non l'ha fatto lei, è una colpa altrui, eventualmente possiamo vedere di far Sì, valere questa sì. responsabilità dell'ente. Però ci Perché chiami io poi perché sì, dica. io son tornato in ospedale dopo un paio di giorni, 3 giorni, a chiedere se avevano fatto qualcosa, ma la professoressa che mi aveva di responsabile, perché è un ospedale universitario, In e cura? mi seguiva Ah. una professoressa, però in quel momento era in ferie e io ho chiesto solo il foglio delle dimissioni, me l'ha scritto diciamo a macchina con il timbro dell'ospedale, però la caposala, cioè non Sì. c'è una firma del medico. Sì, Io ho però in letto su realtà internet la che doveva essere comunicazio fatto subito dal responsabile del reparto, però mi la perdoni, la comunicazione comunicazione telematica se parte dall'INPS, Sì. non cioè, non è certo la la professoressa che caposala l'aveva mi in disse che cura. lei non poteva farlo perché il codice per parlare all'INPS ce l'aveva la professoressa, cioè il medico Vabbè, Però è un curato. problema comunque loro come diceva la comunque. collega Sì. Collovati, lei, una volta che noi forniamo l'indirizzo Email. mail puoi inviarci la documentazione, perché poi purtroppo magari Esatto. lo salutiamo. La Sì, sì. Non ringraziamo abbiamo molto tempo, per però l'intervento, però se vuole Okay. scriverci possiamo Sì, essere più sì, dettagliate, sì, perché la capisce? documentazione è importante fondamentalmente, Così magari lei ci ci dà manda anche le date, così almeno abbiamo bene tutta la una situazione un po' più cronistoria. sì. precisa. Grazie, Sì, sì, grazie sì, sì, va mille. bene, va bene. Grazie a voi, Grazie. grazie a voi. A La Grazie, presto. saluto, la arrivederci. Arrivederci. saluto. Sì, perché qua purtroppo il tempo stringe sempre, poi abbiamo anche una sorpresa finale di fine puntata, e Però in quindi realtà il punto secondo me fondamentale è che poi, essendo una situazione rappresentata specifica, è necessario poi avere però quella capisci che che è non la è colpa sua. documentazione. Effettivamente lui Ah no, in questo è caso andato anche a chiedere, eccetera, cioè, avrà una responsabilità l'ente e sì. sicuramente i contributi possono essere fatti valere anche se uno è ricoverato. Mi è capitato un caso di recente Mh? simile e che era stato appunto ricoverato il signore, tra l'altro nei tempi del Covid, e abbiamo fatto valere poi i contributi Che per in rea arrivare alla Okay. pensione. Ah, quindi Eh come sì, perché gli cumulo. mancava quello. Assolutamente possono essere considerati riscattati e cumulati in diverse forme, a seconda che uno sia un autonomo, un Mh, dipendente, bisogna vedere ovviamente che bene. tipo di attività ha svolto. Tornando a noi, quindi l'esempio appunto dell'avvocato nella appunto anche come dicevamo, nella redazione dei contratti, Sì, eccetera, ecco, ti c'eravamo capita fermati ogni lì, sì. tanto, Sì, esatto. nell'ipotesi appunto della contrattualistica è chiaro, secondo me tutto il mondo un po' gira intorno a quella che è la carta. Infatti a me
Assolutamente. sorridere quando qualcuno magari ti dice: "No, ma perché in realtà io non l'ho letto." No, è fondamentale, tu No. devi leggere tutto Devi ciò che leggere firmi. e quello che vale, poi Sì. lo diciamo sempre, quelle le È cose che quello hai che è scritto, scritto. esatto. Quindi nell'ipotesi per esempio della contrattualistica di cui appunto tu mi hai fatto domanda prima, Esatto. possiamo insomma qualunque elemento potrebbe essere. Faccio un esempio: un amico che decide di sottoscrivere un contratto di locazione, Certo. potrebbe essere un contratto di locazione perché ha deciso di cambiare abitazione, la sua abitazione principale, potrebbe Un essere contratto un d'affitto contratto di, uso d'affitto, uso commerciale, commerciale, piuttosto che un contratto uso foresteria, insomma ci sono un negozio, tantissime, sì sì, ci sono infatti, tantissimi aspetti che vanno presi in considerazione. certo. E sull'aspetto legato alla sfera societaria, diciamo così, o quello che potrebbe essere il rapporto che l'avvocato potrebbe avere a livello di consulenza, perché obiettivamente un privato può avere delle fattispecie che possono Molto essere diverse anche tra anche un loro. po' più rare, diciamo, Certo, no, sì, perché magari potrebbe avere una controversia col vicino di casa, piuttosto che potrebbe avere un problema perché ha acquistato un'auto e quindi deve certo. vuole esercitare il diritto Il di diritto del recesso cesso, e certo, quindi vuole riavere indietro quella che era la certo, caparra che era certo. stata indicata. Insomma, il Sì, sì. privato ha delle. Dalla parte dell'azienda è più facile che ci siano anche forme di consulenza magari annuali, Sì, o proprio comunque perché sia. vanno sulla quantità Sì, anche, sì. sì, E sì. quindi a quel punto, la sfera diciamo che è Si anche amplia, legata a quello che potrebbe essere l'oggetto sociale certo, dell'attività, no, dell'attività della quindi società. nell'ipotesi, facciamo un esempio legato, non so, all'aspetto della vendita dei ricambi auto, mi viene un esempio a me Certo. un po' vicino, Mh-mh-mh. e in quel caso, per esempio, la consulenza che può essere fornita può essere un discorso di debito e credito, magari, dei clienti che non pagano, Certo, mi conviene quindi riscattare il mio credito, magari andando a vedere anche se quali sono i l'azienda è benefici esatto, e e se poi l'azienda valutare è appunto se l'azienda florida, è eccetera, è solida e solida, solvente oppure no, oppure avvocato aiuta in questo senso. evitare, sì, viene fatta magari un'analisi iniziale su quella che potrebbe essere, con visura camerale alla mano, di quella che potrebbe essere, Certo, un'indagine o per il tramite di una società, che fa sì, indagini sì, di recupero patrimoniali, crediti. oppure per il tramite Sì, dell'Agenzia delle Entrate, entrate, che certo, potrebbe per fare con vedere un proprio 492 comprendere qual è esatto. l'aspetto economico, l'aspetto patrimoniale di questa società, e a quel punto si inizia quell'iter di cui forse abbiamo anche già parlato altre volte, Sì. che è la diffida, La la messa in diffida, la messa mora, in mora, il decreto il decreto ingiuntivo, eccetera, ingiuntivo, il beh, lì processo, poi insomma. esatto, lì poi l'avvocato ovviamente è indispensabile, ma ci teniamo a dire che appunto è indispensabile anche nella fase Sì, precedente a anche nei una lib guarda. situazione patologica. Anche in situazioni, faccio un altro esempio, sempre a livello di, piccole e medie società. Sì, Quindi certo, nell'ipotesi in cui un mio cliente mi chiama, che è il titolare di una piccola azienda, e dice: "Io ho un problema perché purtroppo dovrei, effettuare dei pagamenti e quindi dovrei sanare un debito, ma non riesco." E mi è già arrivata la messa in mora da parte dell'avvocato di controparte. Bene, se prendo contatti io non riesco a raggiungere un accordo, e soprattutto se prendo contatti io e raggiungo un accordo e faccio ipoteticamente un saldo e e stralcio, stralcio, io devo tassativamente, questo è il consiglio che diamo certo, ai ai clienti, nostri clienti, devo tassativamente scriverlo, quindi deve avvenire la sottoscrizione di una transazione, per iscritto, come quindi dici di un tu, sì. accordo tra le 3 parti, e parti, a quel punto la figura dell'avvocato in quel caso si interfaccia con l'avvocato di funge da controparte, intermediario si anche, diciamo, raggiunge un accordo e si firma assolutamente. semplicemente una transazione a livello stragiudiziale Mh. che esula da quello che è l'ingresso in tribunale, quindi Certo, quello che certo. dicevi tu prima Assolutamente come fondamentale ragionamento. e son tanti i casi in cui, appunto, onde evitare di arrivare in Sì, tribunale, si è conclusa la questione, diciamo la sì, controversia in fase di accordo sì, e questo al è. tavolo delle trattative, però se non avete un avvocato non sapete neanche ovviamente come Sì, muovervi perché per sul piano assurdo. giuridico, Sì, infatti io e una normativo, sì, io cioè è una così. cosa che dico sempre è: "Signori, se riuscite voi da soli, bene,
Sì. anche se la vedo un po' grigia, Ma sai, senza uno si voler sente anche peccare più di tutelato, è presunzione, sì. normale, perché comunque secondo me è anche una forma di cioè anche far vedere comunque all'altra persona che sono tutelato e che ho un esperto Affiancato, in sì. tale esatto, affiancato da un esperto in questa materia, secondo me può avere anche un Sì. effetto, che funziona, cioè benefico, quindi almeno così dalla nostra esperienza. E poi c'è anche un altro caso che mi vien da dire però, che riguarda più i privati, dove voi che fate anche questa materia, vi siete occupati, cioè quando ci sono le assemblee condominiali e Sì. l'avvocato accompagna, Sì. magari perché ovviamente Sostituisce c'è viene una delegato accompagna o sostituisce il dal condomino. dal condomino e a quel punto praticamente, innanzitutto ha un distacco rispetto a quello che è il problema, Mh, quindi ha un distacco proprio a livello umano. Quindi, avendo un distacco a livello umano, sì, riesce a gestire la la problematica in certo, maniera totalmente diversa. certo. E poi si fa portavoce di quello che è il volere del condomino Del che gli ha condo appunto dato la delega. E in questo caso, a certo. parte le sfaccettature legate al fatto l insomma, diciamo così, Sì, sì, legale della l'aspetto situazione, proprio legale. l'aspetto proprio legale, c'è anche il fatto, secondo me, di avere un'impronta diversa e quindi la possibilità di far valere delle ragioni in una maniera diversa. Questo sono Sicuramente. dei casi che sono capitati sia a me che anche a te in realtà, di Sì, 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 noi in assistere o studio lo di facciamo, certo. quindi è E anzi, cioè ci ringraziano proprio del fatto che comunque magari si anticipano anche dei problemi che possono sorgere dopo sì, e che, poi vanno comunque con l'intervento dell'avvocato risolti successivamente. Invece in sì, questo caso, andando prima l'avvocato, potete anche risparmiare tempo e magari, tempo, anche denaro, denari. eccetera, comunque ci vediamo tra pochissimo perché ci fermiamo per la pubblicità. Grazie. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Tornati in diretta, ecco, spero che sentiate perché avevo il microfono un po' storto. Siamo qui con l'avvocato Russo e stiamo Buonasera ancora a parlando tutti. del ruolo dell'avvocato anche al di fuori, diciamo, delle aule di tribunali, quanto è importante la figura dell'avvocato che si affianca a un privato, a un'azienda e dà la propria consulenza legale. Io vorrei dire che, ci fa piacere se ci chiamate, infatti abbiamo avuto una chiamata, ma fatelo ancora allo 029294 7222.
0292947222, non siate timidi, come dice l'avvocato Leonardi. E tra l'altro esatto, chiamate. Come sapete noi adesso stiamo parlando del ruolo dell'avvocato e, appunto stiamo come dire, affrontandolo in maniera trasversale sotto varie in varie situazioni, in varie, campi del diritto, però, come sapete noi, potete tranquillamente parlare anche del vostro caso che non riguarda la nostra materia, non importa, noi lo affrontiamo anche nel fuori Certo. onda, vi invitiamo a poi dare i documenti, eccetera, eccetera. Come sapete io mi occupo di INPS, anche la collega, facciamo anche diritto del lavoro. Chiaro che ognuno ha le sue poi, materie specifiche, però, insomma, siamo qua per ascoltare tutti i vostri casi. No, volevo sempre parlando del ruolo dell'avvocato, Mh. come tu ben sai, anche dalla parte del privato è fondamentale, per esempio, nel campo nel ramo giuslavoristico, l'avvocato, e lo abbiamo sperimentato anche io e lei Sì. in varie occasioni, cerca sempre di evitare una causa laddove si può. Sì. E, tu che hai avuto anche per esempio un caso di negoziazione, cioè, ti sembrano strumenti efficaci anche nel ramo lavoristico? Sì, sì, sono Conciliazione, per qua negozia sia le conciliazioni che avvengono in sede sindacale e esatto. in quel caso o il Deve datore di esserci un lavoro conciliatore poi sì, sempre. deve essere presente la figura del conciliatore, che è un super partners ovviamente, e il lavoratore o il datore di lavoro può essere assistito Mh-mh. benissimo da Mh-mh. un avvocato. Per esempio il lavoratore ritiene di, impugnare un licenziamento. Son tutte casistiche che forse abbiamo anche Sì, già abbiamo già affrontato, affrontato, però però sono comunque ribadiamole che degli son sempre strumenti interessanti, sì. validi, sia, proprio, validi per innanzitutto raggiungere un accordo, siglare l'accordo e quindi Rido perché mi sono viene in mente il professore. mamma mia, ce No, l'hai. noi ridiamo perché Noi abbiamo avuto con un un'esperienza conciliatore tra particolare. l'altro bravissimo di Roma, che è Sì, anche professore, eccetera, sì, professore e abbiamo fatto una universitario, conciliazione, presumo, sì, sì. un po' lunga, anche Sì. ecco, anche online, perché si può fare poi anche Sì, online, è giusto? stata gestita in quel caso noi giusto, insomma noi ce lo Spiegare, ricordiamo, esatto. però volevamo spiegarvelo, noi rappresentavamo un lavoratore Mh. che dopo 22 22 anni di anni, sì. lavoro, decide in buona sostanza, Sì, di cambiar di vita di anche, insomma. cambiare sì, di Aveva sicuramente delle, diciamo criticità, sul lavoro, sì. non gli andavano più bene alcune cose, Sì, e un quindi po' lui anche la sua salute, e decide decide quindi di cambiare vita e a quel punto, raggiunge con l'azienda un accordo. Quindi l'azienda dice: esatto, "Bene, io però ho necessità di siglare questo accordo in modo tale che il lavoratore, avendo ricevuto tutto ciò che, gli è dovuto in buona sostanza a titolo di spettanze, ma anche a titolo della cosiddetta esatto. buonuscita, Buona diciamo, uscita, certo. dopo diversi anni di lavoro, io ho però necessità di siglarlo, alla presenza di un conciliatore. Attore, E a quel punto noi eravamo sedute in studio con il esatto. lavoratore che era la persona da noi rappresentata, E ci in siamo poi video c'erano collegati con questo appunto sì, organismo, che c'era appunto con il l'organismo professore di di Roma, sì, non e ricordo quale università, ma comunque sì. un'università romana, che ha fatto che ha appunto ha fatto da conciliatore, E con e l'avvocato l'avvocato di ovviamente di controparte, controparte. sì. Ma mi dicevi che ultimamente è utilizzata anche la negoziazione, che Sì, ricordiamolo, di solito è uno strumento che si utilizza molto nel diritto di famiglia, sì, giusto? sì, la Che negoziazione poi il assistita concetto è che poi simile lo a sì. solo che avviene solo tra avvocati, uno Sì, no, scambio in di realtà avviene non è necessaria la presenza di un conciliatore e okay, quindi le parti sono rappresentate dagli entrambe da 2 avvocati, reciproci, avvocati, ognuno ha il suo avvocato, esatto, viene, stipulato un accordo di negoziazione e, viene poi siglata la convenzione. perfetto. Tutto questo è,
ha la stessa valenza di Di una conciliazione, di un di un accordo verbale verbale, e ecco. può essere poi depositato presso l'ordine Quindi sostanzialmente. insomma lo Quindi stesso sì, ha valore, lo stesso chiaramente valore, poi nessuno avrà, con reciproche rinunce, rinunce, nessuno sì, avrà più da far valere diritti l'uno con verso l'altro, quindi tutto ciò che è scritto nel verbale deve essere rispettato e il sì, pregresso è intoccabile, sì, sì, perché così sì. è, ed è forse, una formula ancora più snella, perché non avendo Rispetto il alla conciliazione, conciliatore sì, si fa sì, attraverso appunto i 2 avvocati che si sì. scambiano, Diciamo che è una l'accordo. forma che esiste, ora non ricordo esattamente l'anno, quindi non voglio dire una cosa per un'altra, però è poco utilizzata, ed viene molto più La utilizzata il conciliazione, verbale sì, di di conciliazione. Poi conciliazione dopo alla il presenza di Covid, un terzo in buona esatto, si può sostanza. fare appunto anche online, quindi come vedete non sono cose dove comunque insormontabili, dove un No, lavoratore si deve muovere, fare i chilometri, cioè tutto si può fare comunque anche ormai online. Devo dire che questo ci aiuta molto e ci permette anche di lavorare non solo nelle nostre, appunto sedi, città, sì, sedi, ma come ben sai noi lavoriamo anche con persone che risiedono in altre regioni, sì, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia. appunto anche sì, diciamo quasi tutta Italia alla Sì, sì, fine poi. sì, Esatto, anche Emilia, sì. eccetera. E anche in quel caso mi hai illuminato, perché anche in quel caso poi non l'abbiamo chiusa perché in realtà non per nostra volontà, ma perché ci sta pensando la cliente, La nostra ancora sta facendo assistita, delle sì. riflessioni, ma anche lì l'avvocato, in questo caso la collega, aveva avuto un ruolo fondamentale nella, richiesta all'altro avvocato, senza dover andare in giudizio, di, un recupero di stipendi e no, se non ricordo male no, TFR Sì, erano le e il di TFR straordinari, e straordinari, perché sì. appunto questa signora aveva Sì, fatto però lì tantissimi c'era, ti straordinari. ricordi, una posizione un po', diciamo, delicata perché, è morto il datore di Sì, lavoro, sì, e quindi quindi sono ci subentrati sono gli gli eredi, ma non eredi. c'era stata ancora l'accettazione dell'eredità. Sì, era un po' più Sì, complessa sì, sì, e anche in quel caso è bene chiamare subito un avvocato, perché, per esempio, lo sapete che si può anche se non è stata ancora accettata l'eredità, in realtà si può già fare l'azione anche contro chi è, diciamo, il nominato erede che ancora non è non è l'erede, ufficiale, certo, però cer si può fare l'azione e chi l'avrebbe mai detto? Un mh-mh. avvocato te lo può ovviamente spiegare. Quindi come vedete sono veramente tantissimi casi dove anche nel ramo del giuslavoristico l'avvocato è fondamentale. Diciamo che negli ultimi anni si è avuta una particolare, diciamo tendenza a, anche in sede diciamo giudiziale stessa e da parte anche dei giudici, nonché anche da parte nostra, di cercare di conciliare, quindi non arrivare sino alla sentenza, Sì, chiaramente facendo gli interessi del cliente e certo, e la sicuramente. sua Ma il soddisfazione, mio però dominus, che purtroppo non c'è più, il dominus è colui che ti strada alla che professione esatto, dal quale e fai fai la la pratica, pratica forense, diceva che è sempre meglio una brutta conciliazione piuttosto che l'alea che del una giudizio, sentenza, eh sì. perché l'alea del giudizio effettivamente può incombere e può cambiare quelle che sono le Sì, sorti sì, sì. della Sì, realtà, anche per noi ecco. non è facile mai dire come può andare Eh no, veramente un no. giudizio, per quanto poi possiamo avere delle ragioni, argomentazioni, ma, sia che sia contro un ente pubblico tipo INPS, INAIL, sia che sia Sì, con contro i un quali non privato, è è sempre molto molto possibile. difficile dire come può andare. È la famosa alea del giudizio, perché ci possono essere svariati fattori che Sì, sì, poi nel caso dell'INPS e l'INAIL la conciliazione proprio esatto. non Lì è molto esiste, difficile quindi lì come sai. bisogna per forza Per andare in quello che campo. lì sì, e soprattutto lì c'è lo strumento amministrativo, come sai, del ricorso Sì, amministrativo, che ci permette prima, anche lì, di l'avvocato di concludere. fatto scrive il ricorso e che però non è ancora giudiziale e ci permette di sì, di avere un confronto con il comitato INPS, così da poter eventualmente annullare la richiesta che per noi è illegittima, fatta da questi enti pubblici. Sì, io lo sai che con Massimo, con Leonardi ci esprimiamo sempre sulle nostre esperienze con l'INPS. Purtroppo ci piacerebbe dire che funziona bene,
nonostante Ma magari le non persone si impegnino dentro l'INPS, eccetera, però purtroppo non funziona bene e è una è un macchina ente un po' lenta. sì, e poi secondo me andrebbe snellito anche molto, perché Mh-mh. purtroppo, a parte il fatto che non ci sono dentro avvocati, se non quelli dell'INPS, ma non cioè nel senso, se un so sfatto un altro mito, andare a fare un appuntamento con l'INPS è un qualcosa che non vi dà una soluzione pratica, perché? Ma non perché per cattiveria loro, è perché non vi accoglieranno degli avvocati che vi spiegheranno il perché di quella provvedimento, eccetera. Vi accoglieranno dei funzionari che hanno tutt'altra ruolo di solito, hanno un ruolo Certo, più burocratico, appunto più pratico, no, e quindi, non rischiano di possono. crearvi ulteriore confusione, come abbiamo visto con alcuni nostri Mh-mh. clienti che sono appunto venuti da noi con la testa ancora più confusa. Poi considerate che noi la materia la conosciamo, ma ci sono miriade di in particolare nella previdenza, di circolari che in realtà non sono leggi vere e proprie, ma l'INPS le considera tali. In realtà sono leggi interne che regolano, diciamo, il procedimento interno. Mh-mh. E poi, come tu ben sai, ci avvaliamo anche di un, consulente che nella nostra Sì, e ruolo proprio per di quello ma che anche nel dicevo diritto del lavoro, cioè il consulente è fondamentale quello perché che comunque dicevo quando eh, parlavamo del ruolo che ha l'avvocato che si interfaccia con altri professionisti. In questo caso ci si esatto. interfaccia con dei consulenti del lavoro. Con delle figure Mh, fondamentali quali appunto il consulente del lavoro, previdenziale, perché la parte diciamo più contabile viene da loro certo. effettuata e insomma, e quindi è un lavoro in tandem, in collaborazione. Mh-mh. Ecco, se volete fare, in questi ultimi 10 minuti una chiamata potete farlo allo 0292 94 7222. Tu lo sai, io ho promesso agli ascoltatori la la sorpresa di oggi Sì, è, il nostro collega di Torino, perché abbiamo appena detto che appunto bene. noi lavoriamo e collaboriamo anche con Torino, con il Piemonte, che è l'avvocato Enrico Vallarolo e adesso vediamo se è in linea, che ci racconta oggi, di una argomento secondo me molto interessante, che esula un po' da quello che facciamo noi, ma attualissimo. Mh-mh. Ovvero, Teresa, ma se tu per caso non ti sarà mai capitato, spero di no, ma se tu per caso volessi cancellare Mi auguro di no. qualco cos'hai da Qualcosa. nascondere? No, se tu Nien volessi cancellare qualcosa che vedi su internet e digitando su Google, ti Il collega accorgi di sicuramente è avere più bravo, ti però secondo accorgi me come puoi si può fare? Lo chiedi esercitare l il diritto diritto all'oblio. esatto, lo chiediamo all'avvocato Vallaroro, vediamo se è in linea. Eccomi qua, mi sentite bene Eccoci, tutti? buonasera. Ciao Buonasera, Enrico. ciao. Buonasera a voi, buonasera alle Ma amiche quindi e a se io tutti. ho commesso qualche no scherzo, se dovessi vedere digitando su internet il mio nome associato a un video che non mi piace o a un qualche Ah. notizia di vecchia data, eccetera, come si fa? La legge ci Eh, tutela? sì, ci tutela e diciamo che anche soltanto nell'ultimissimo periodo, ma anche Mh. soltanto a fine 24, inizio 25, c'è stato un ulteriore Ah, fiorire di giurisprudenza di merito e di legittimità su quello che si chiama appunto tutela del diritto all'oblio, no? È un problema che okay. si pone perché è molto attuale, ma una volta quando c'era la stampa cartacea, dopo una prima vampata iniziale della notizia, poi la Esatto. memoria collettiva Dopo tendeva a l'infarto dimenticare. iniziale. Esatto, invece adesso la stampa sul web non dimentica. C'è un articolo che una Eh, volta che sia stato pubblicato, se non rettificato o deindicizzato, rimane per sempre. Quindi può esatto. aversi l'interesse del singolo a che questa notizia sia Scusami appunto Enrico se ti deindicizzata. interrompo, Perdonami. deindicizzato? Deindicizzato, sì, quindi Sì. vuol dire che sostanzialmente si chiede al motore di ricerca o al titolare Mh? del sito che gestisce sostanzialmente la conservazione di Mh? questi dati storici su notizie di cronaca, per esempio, perché il tema si pone essenzialmente in questo tipo di Certo. ambito, si può chiedere con degli strumenti di tutela appositi che vanno dalla tutela d'urgenza o alle istanze al garante per Sì? la privacy di eliminare questo tipo di notizia non più attuale. Ah, Mh-mh. Oppure okay, quindi semplicemente c'è un di rettificarla. procedimento che, Esatto, si sì, può c'è un attuare. procedimento apposito. È chiaro che tutto questo si pone poi nell'ambito di quelle che sono anche il bilanciamento di interessi, no? Perché Certo. il Del diritto diritto di di ogni cronaca. persona all'oblio va comunque bilanciato con quello che è il diritto della collettività
all'informazione, no? A Quindi, conoscere. Cioè, è quindi io devo un'attività che recarmi da un avvocato, ovviamente, perché da solo non immagino che appunto non posso farlo. Mi reco da un avvocato, chiedo, di attivare questa procedura. Ci sono delle preclusioni, non so, lo si può fare sempre anche di una notizia di 20 anni fa, prescrizioni? succede, diciamo, si può muovere nel momento in cui si percepisce che quella notizia è diventata lesiva. È chiaro che la tutela risarcitoria nasce non tanto dal fatto che sia stata pubblicata anni fa una notizia, ma nel momento in cui chiedi che venga rettificato e questo non avviene. Certo, Quindi, certo. diciamo, per la parte di permanenza di quella notizia, ancorché non più attuale, Sì? non si ha tutela perché sostanzialmente c'è inerzia dell'interessato. Ecco, la Corte di Cassazione soprattutto dice questo. Ah, Dal momento in ecco. cui fai la domanda, se non viene adempiuta in via giudiziale puoi muoverti. Chiaramente ci sono sempre Okay. dei confini, nel senso che non si può sempre fare, no? Come dicevo Sì, prima, per infatti. essere chiaro, per usare termini meno tecnici possibili, Sì. Sì. ci sono delle necessità di contemperare l'interesse all'informazione, quindi il diritto all'oblio può subire una compressione a favore del diritto di cronaca, no? Okay. In presenza però di specifici e determinati presupposti. Ecco, ti Il faccio una contributo. certo. No, Sì, è una mia curiosità, ma, oltre al diritto, diciamo, a chiedere il diritto di cancellare una notizia, eccetera, io posso anche chiedere eventualmente un risarcimento del danno? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, questo è interessante. Danno che ovviamente, se mi domandi esistono delle tabelle, no. Esistono No, delle certo. quantificazioni fatte a priori, no. È un danno che viene liquidato in via necessariamente equitativa, Equitativa dal perché la giudice. quantificazione pecuniaria non è assolutamente No, possibile. certo. Non esistono dei parametri normativi, diciamo, fissi di commutazione del Certo. numero, no? Di quanto ti è dovuto. È un danno di natura essenzialmente non patrimoniale, che non è in res, quindi va Chiaro, comunque sì. allegato, va dedotto. Sostanzialmente i criteri che un giudice può seguire, ma Certo. sono pieni gli archivi di giurisprudenza che fanno statistica, e i giudici utilizzano anche, soprattutto all'interno dello stesso foro, decisioni già assunte per Certo. diciamo, graduare il proprio pronunciamento, no? Può essere la sofferenza psichica causata dalla lesione Sì, della reputazione esatto. personale e anche professionale. Perdona la domanda Dimmi. ignorante, quindi io nel momento in cui mi attivo e la testata giornalistica o comunque il motore di ricerca o comunque Il sito, il quello che è, sito, chi esatto. ha in sostanza divulgato questa notizia non agisce, e quindi io cosa Mi faccio? muovo, sì, posso chiedere un provvedimento d'urgenza, banalmente Ecco. con la procedura di quell'articolo 700, Con oppure 700, posso farlo, diciamo, okay. in via, diciamo, per i canali non strettamente giudiziali, facendo una domanda al garante, che può ordinare, nella specie a Google, di deindicizzare questo tipo di Okay. notizia che non è più attuale, non che non sia vera, ma semplicemente che non è più Certo. attuale, oppure per correggere un qualcosa che non è più, supponiamo. C'è stata una Quindi sentenza di posso condanna. chiedere anche la correzione, quindi? Esatto, Non sono stato solo la condannato in primo grado, cancellazione. me ne hanno dette di tutti i colori, sono stato poi Sì. assolto anche in Cassazione e chiedo che quella notizia Esatto. venga corretta. Quindi anche in quel caso ho diritto a essere dimenticato come Certo. cattivo, Come ma reo. ho diritto a essere ricordato Esatto. come una persona che non ha commesso alcunché, essenzialmente. Quindi E si in quel pongono caso, anche perdonami, ma a chi chiedo io il risarcimento eventualmente? a Alla chi gestisce testata? Il il motore giornale? di Il ricerca. sito? Non tanto al giornale che aveva pubblicato la notizia, ma diciamo in via prevalente a chi gestisce il motore di ricerca. Poi è chiaro che su questo è intervenuto poi anche recentemente anche la riforma di Cartabia, che sostanzialmente consente adesso che la deindicizzazione possa essere anche preventiva, nel senso che si può chiedere che venga preclusa l'indicizzazione di tutti gli articoli che verranno scritti, per esempio, dal momento di una sentenza per il periodo successivo, che contengano i dati della persona interessata. La cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento apporrà e sottoscriverà la nota in calce facendo riferimento a quello che poi è l'articolo 17 del regolamento UE del 2016, il 679, che poi è quello che ha codificato. Quindi anche in questo caso noi ci siamo adeguati all'Unione Europea. Sì, ci siamo conformati a normative europee. Esattamente. Nel senso che non l'avevamo neanche pensato noi, perdonami la battuta. No, figurati. Cioè non ci siamo arrivati. arrivati. Io e la collega Russo stasera siamo un po'...
Vabbè, non so cosa avete Polemiche. Un po' combinato, non vedo polemiche, niente, quindi un po' stanche anche, ma è beh, chiaro. comunque Comunque, devo insomma, sono passaggi mh, abbastanza articolati, però è abbastanza lineare come soluzione, nel certo. senso o l'una o l'altra, quindi una tutela d'urgenza, ma anche una tutela in via ordinaria, perché no? Sì, Ci sì, si mette sì, magari un pochino più di tempo, dipende dall'urgenza che uno ha. Eh beh, chiaro. Più certo. rimane, più E beh, sai, autopubblicità. può Si può ledere la mia ledere. immagine, la mia Mh-mh. reputazione, ma una domanda magari sciocca, ma vale anche invece per dei video, delle foto che io voglio Questo eliminare? è ancora di qui, Questo è diciamo, ancora video e foto discusso? che uno può non aver autorizzato e vengono Eh, pubblicati, allora questo si pongono poi anche degli altri degli problemi, di altri altri profili, Sì, magari anche degli penalistici, aspetti quindi differenti. ti devi già certo. rivolgere al gestore del sito Ah per sì, chiedere che certo. venga Che è cancellato in rimossa quanto la lesivo, c'è foto. già un reato se non è autorizzato. Quindi la notizia nel caso della tutela del diritto d'oblio è tendenzialmente vera. Okay. Faccio un esempio, no? Appunto un fatto di Certo, cronaca certo. avvenuto 20 anni fa, se io vado a digitarlo su internet lo trovo ancora, Chiaro. l'interessato può non avere più voglia di ritrovare qui Infatti, indicato niente. Oppure per potrebbe, una come hai notizia che non ha detto più tu attualità. oppure come hai detto tu prima, potrebbe chiederne la correzione. Esattamente, Quindi esattamente, potrebbe anche o la per correzione. assurdo, chiedere che venga dimenticato, oppure potrebbe dire: "Guarda che è errato ciò che riporti, quindi, dai Certo. cioè Assolutamente, ci si può assolutamente attivare per chiedere l'aggiornamento oppure la rimozione, con la conseguenza ovviamente, come detto prima, che l'ingiustificato rifiuto o il ritardo da Certo. parte del titolare del sito, supponiamo, è idoneo a comportare il risarcimento del danno che Danno, sia patito certo. però successivamente alla richiesta. E Nei c'è Eh termini il beh. che ho detto pregresso prima. no, solo dalla richiesta in Beh poi sì. viene liquidato. È Esattamente. comunque Sì. quando parlavi di UE, di quanto parlavi in termini temporali? Ma il regolamento è già del 2016. Quindi 2016? già siamo quasi una decina Sì, d'anni, però viene c'è già, da un po', okay. quindi diciamo che l'elaborazione giurisprudenziale è tutta Sì, poi successiva, ma anche chiaramente ci in sono questi stati anni qua. casi in Ovviamente questi quando ultimi parliamo di anni. UE parliamo di Unione Europea e Europea, dei esatto. regolamenti che poi Che vengono valgono in tutta ratificati. l'Europa, diciamo, tutti i paesi dell'Unione Europea. Comunque argomento interessantissimo e anzi grazie dell'intervento perché è sempre Sì, e poi è importante molto anche attuale, esatto, chissà quindi quanti in ascolto che magari si saranno sì. trovati anche un po' arrabbiati per Sì. non Sì, riuscire a pensiamo per eliminare esempio a chi veramente l'avevi fatto tu prima l'esempio Enrico, di chi viene in realtà cioè di chi subisce un procedimento penale e poi effettivamente, viene assolto. cosa che purtroppo Quindi succede. la notizia, Visti i dell'eventuale casi che si riaprono sì, ultimamente, esatto. però la notizia Si può chiedere dell'eventuale di aggiornare la notizia dicendo il procedimento è finito così, mh, eccoci qua, abbiamo risolto il problema, non è vero niente. Ecco, okay. Okay, uno può okay. avere assolutamente interesse a che una notizia vera ma datata sia aggiornata, oppure Okay. rimossa se non c'è più interesse a che la notizia stia lì. Chiaro che poi, ripeto, come dicevo prima, ci sono tutti gli interessi a contemperare l'esigenza del singolo col diritto di cronaca e ci sono dei casi in cui Sì, perché ci può essere chiaramente compromissione. esatto, cioè il titolare come dire, della testata potrebbe anche opporsi dicendo: "Io però stavo esercitando il mio diritto di cronaca", potrebbe anche opporsi. Assolutamente, Con non so, supponiamo quella c'è un elevato grado di notorietà del soggetto ah rappresentato, certo, è beh uno dei chiaro. motivi Sì, un perché si possa attore, quelle comprimere cose lì, evidentemente certo. Cioè ai più è fatti famoso, indicati. più è anche difficile Peggio è. ovviamente per un Esattamente, attore, esatto. esattamente. Quindi Certo. insomma poi bisogna guardare da caso a caso. Enrico, avvocato Vallarolo, grazie, grazie, No, grazie, del tuo grazie a voi per prezioso lo spazio intervento. Tu sai che ti aspettiamo anche per un'altra occasione. Fisicamente. Noi lavoriamo ben con volentieri. l'avvocato Vallarolo perché abbiamo appunto anche a Torino, il nostro appoggio, quindi Torino, Piemonte, eccetera, quindi, sappiate che siamo appunto possiamo tutelarvi Ovviamente anche anche in lì. quella sede. Va bene, grazie Ottimo. Enrico, io ti saluto, Grazie a so voi tutti. che insomma hai molto da fare. Ciao, ciao. Buona Grazie. Arrivederci a tutti. serata, ciao. Buonasera. Ciao. E quindi insomma, no, è un Questo argomento è super l'argomento interessante. Io per esempio molto non me ne sono mai occupata, ma è capitato di parlare con qualcuno che dica: "Ah, no, mi piacerebbe togliere quel" ma perché viene è vero. fuori, no, su internet, visto che siamo appunto ormai nell'era più social che altro.
Sì. cioè più No, social, no, no, è più veramente internet. molto Ecco. è molto importante e poi è anche Comunque molto efficace. assolutamente. Dici Celeste. Volevo dirti, no, perché se no poi mi dite che non la lascio mai. Io lascio la mail, Sì. perché poi non voglio neanche che intasiate la regia, la nostra Sveva che non deve di certo lavorare per noi. No, a parte gli scherzi, la mail è no, allora scusate, me la dimentico sempre, sì, info chiocciola l'avvocato risponde tutto attaccato, no, quella era quella vecchia, mi sta dicendo Sveva. Ah no, hai ragione. Allora è l'avvocato risponde tutto attaccato, mi è andata insieme il cervello. L'avvocato risponde tutto attaccato @dirittissimo.com. Dirittissimo come il diritto al al superlativo. Perfetto, e niente, poi chiaramente se chiamate regia, stavo scherzando, vi passeranno i nostri numeri, se per caso volete approfondire, perché capisco che durante la puntata c'è sempre poco tempo, però se volete approfondire, noi siamo qua e abbiamo anche dei colleghi, eccetera. Tematica, poi è chiaro, come ha detto prima Celeste, Che in base poi alla tematica, esatto, poi se ne può occupare uno più. Però di fatto noi abbracciamo tutte le materie, abbiamo anche un commercialista, abbiamo anche appunto, che poi vabbè Massimo è anche commercialista, l'avvocato Leonardi, abbiamo anche il consulente, il medico legale, cioè tutte le figure che necessarie. esatto, che affiancano, come dicevi tu, l'avvocato nelle controversie. Vi ringrazio Teresa, avvocato Russo, Grazie a grazie voi. e ci sentiamo i prossimi Grazie giovedì. Cele. Grazie, buon Buonasera, weekend. grazie. Avete ascoltato